Stasera abbiamo presentato il libro che racconta la storia della fiera. L'abbiamo presentato nel chiostro della fiera. Siamo stati io, Claudio Pascalis, i miei colleghi del servizio civile, Roberta Piras, Silvia Pia, Federica Spano e Leonardo Viani. Ha presentato l'evento il sindaco Sandro Broccia e ci ha accompagnato durante la presentazione il professor Cherchi, una personalità di Mogoro molto stimata e molto conosciuta. In sostanza il libro racconta la nascita della fiera dalla sua origine, anzi da prima della sua origine. Racconta il panorama storico del secondo dopoguerra e inizia con il primo incontro tra il sindaco Efisio Lippi Serra e un gruppo di tessitrici mogoresi che in qualche modo volevano promuovere le loro creazioni e il sindaco a sua volta voleva promuovere il paese come territorio. La fiera è andata avanti per 59 anni, siamo arrivati appunto alla 59esima edizione nel 2020 e si è vista cambiare. Il lavoro di stesura del libro è stato molto lungo, è durato un anno, appunto tutto il periodo del servizio civile, e ci ha visti chiusi nella biblioteca comunale di Mogoro e il comune ci ha aperto anche le porte dell'archivio storico. Il lavoro di completamento è stato svolto anche dall'amministrazione corrente, quindi da Sandro Broccia, da Luisa Broccia, che hanno dato quel tocco diciamo più fine che solo un sindaco e solo un assessore all'artigianato possono dare a un lavoro del genere. Il libro è in vendita fino al 6 settembre qui in fiera. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi alla Proloco oppure alla fiera.